Il caso del va pensiero al posto dell'inno di Mameli, che sta creando imbarazzo attorno al presidente della regione Veneto, il leghista Luca Zaia. Con il passare delle ore e il montare crescente delle polemiche si chiariscono i contorni del giallo. Zaia non c'entrerebbe, ad assumersi la responsabilità dell'accaduto il suo portavoce. Sentiamo Beppe Gioia. A ciascuno il suo. Dopo la domenica nera dell'inno di Mameli negato o quantomeno spostato, del crescendo della polemica politica che ha portato l'inaugurazione di una scuola nel Trevigiano nelle prime pagine di quotidiani di tutta Italia, arriva il momento della riflessione. Il presidente Zaia smentisce: non sono intervenuto sul programma della manifestazione, l'inno di Mameli è stato cantato al momento del taglio del nastro, nessun fine politico. Il suo portavoce si assume alcune responsabilità. È stato tutto frutto di un errore di valutazione, non pensavo che sarebbe nato un simile pandemonio. Il presidente Zaia comunque di questo non sapeva nulla. L'opposizione certo non si accontenta, intervengono l'onorevole Martella e Laura Puppato. Chi ha sbagliato deve pagare, non si può scherzare con i simboli istituzionali. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Antonio De Poli dell'UDC, che parla di avvenimento vergognoso. E fuoco amico arriva anche dagli alleati. Dal Veneto l'unico a far sentire la sua voce è stato l'onorevole del PDL, Gava, che conferma di non aver sentito alcuna nota che sembrasse l'inno di Mameli. Il ministro Ronchi, che proprio la scorsa settimana è stato ospite di Zaia per la firma di un importante accordo, parla di offesa a tutti gli italiani. Chiude il ministro La Russa. Sono sicuro della correttezza di Zaia, ma per il futuro ho pronto un decreto legge che disciplina in modo preciso l'uso dell'inno di Mameli. Il tutto alla vigilia del debutto della nazionale italiana ai mondiali del Sudafrica, sperando che almeno attorno al pallone Mameli questa sera possa prendersi la rivincita.